Buonasera e bentornati a Missione Mondo. In questa puntata vi portiamo in Costa d'Avorio. Lo facciamo davvero con immagini e interviste perché quest'estate le nostre telecamere sono state proprio in Costa d'Avorio a filmare un'esperienza incredibile estiva di 18 ragazzi italiani, francesi e ivoriani in un campo scuola nella missione dei padri Bettarramiti. E a realizzare immagini e interviste Giovanni Parolari, che questa sera è qui con noi. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuto, anzi bentornato nei nostri studi, perché con Giovanni avevamo già avuto modo di parlare della missione dei padri Bettarramiti in un altro contesto, però in un'altra missione era quella della Thailandia. Oggi invece dicevamo la Costa d'Avorio. Un percorso che ha portato questi 18 ragazzi in Costa d'Avorio, però c'è stato un anno di preparazione. Tra poco vedremo i filmati che sono stati realizzati da Giovanni. Abbiamo costruito un reportage per raccontare questa storia di giovani, tra l'altro in un periodo in cui c'è il Sinodo dei giovani a Roma, e quindi ci fa piacere anche raccontare l'esperienza di questi ragazzi che si sono dati da fare. Giovanni lavora nell'associazione Amici Bettarramo Onlus ad Albavilla e quindi segue l'attività missionaria dei padri Bettarramiti. Allora ti chiedo subito di ricostruirci questo percorso che ha portato i ragazzi quest'estate nella zona di Abidjan. Bisogna tornare indietro circa 2 anni fa, a partire dalla giornata mondiale della gioventù che si è svolta a Cracovia nel 2016, quando a questa giornata mondiale della gioventù hanno partecipato dei giovani. Giovani legati ai padri di Betteram in Italia, in Francia, e alcuni giovani arrivati anche dalla Costa d'Avorio. Da lì, trascorso un anno, questi stessi giovani di Italia e Francia si sono ritrovati per un campo estivo in una parrocchia dei padri di Betteram a Mendelu, in Spagna. Hanno vissuto insieme una settimana e da lì è nata la richiesta da parte dei giovani di poter pensare e organizzare, se possibile, un campo estivo in una realtà missionaria. Da qui è nata, si sono gettate le basi per questo campo a Catiolà, in Costa d'Avorio. E tramite il mio responsabile mi è stato chiesto di affiancare i padri incaricati per organizzare questo campo. Da lì quindi mi sono mosso per tutta la parte burocratica, innanzitutto, e per trovare fondi per sostenere questo progetto. Ma il lavoro a Catiolà in che cosa è consistito poi in sintesi? Innanzitutto Catiolà è un paese, una piccola città che si trova a 400 km a nord di Abidjan, quindi ci troviamo nel centro-nord della Costa d'Avorio. Catiolà era uno dei primi posti dove i padri Bettarramiti, arrivati in Costa d'Avorio nel 1959, arrivarono per iniziare le prime opere. A Catiolà vi era un collegio, un ex seminario che è stato chiuso definitivamente nel 1999. Per 20 anni quindi questo collegio è stato abbandonato. Pochi anni fa il vescovo di Catiolà ha chiesto ai padri di Betteram la possibilità di riaprire questa struttura non più come seminario ma come collegio, perché potesse ospitare bambini e bambine sia della città ma sia anche dei villaggi attorno. Dopo 20 anni di abbandono la struttura in alcune sue parti cadeva letteralmente a pezzi. Soprattutto tra tutti i lavori che occorrevano e occorrono fare tutt'oggi, la priorità è stata data sia ai campi di gioco per i bambini, sia all'infermeria che è stata costruita all'interno del collegio, che serviva sia per i bambini sia per la gente che abita vicino al collegio. Adesso di rientro da questa esperienza vi sentite ancora? Che cosa è rimasto anche nei loro cuori? Nell'incontro finale i giovani hanno ripetuto più volte che questa esperienza non deve essere una tappa finale di un cammino durato un anno e mezzo, ma un punto di partenza per nuove esperienze del genere, sia in Costa d'Avorio sia magari in altri contesti e missioni legati sempre ai padri di Betteram. Quali sono le parole che vi hanno guidato questa esperienza? Ci sono 3 parole che hanno segnato questa esperienza: osare l'incontro verso l'altro, aprirsi verso sia i giovani francesi ma soprattutto verso i giovani africani, vivere la propria fede
in un certo senso riscoprirla, perché come avevo vissuto anch'io in altre esperienze precedenti, ma ho visto vivere dai giovani, questa volta hanno riscoperto una fede diversa, forse più autentica, e infine agire solidale, ossia dare un piccolo contributo, in questo caso, per la riabilitazione di questa farmacia. Nel tuo caso questa esperienza che particolarità porta rispetto ad altre esperienze simili in Africa, non solo? Questo viaggio si è differenziato da altre esperienze per due motivi principalmente. Il primo, che non viaggiavo da solo, ma accompagnavo questi giovani e per gran parte di loro era la prima volta di un'esperienza di missione in Africa. La seconda cosa è che avevo con me una telecamera per cercare di fare un reportage, e a differenza delle altre volte mi sono accorto che dovevo cercare di percepire ogni singolo istante, ogni singolo momento, e quindi l'ho vissuta anche con occhi diversi. Sì, immagino che c'è l'occhio che guarda e memorizza, che può essere l'occhio umano, l'occhio interiore, e quello dell'obiettivo, della telecamera, che invece poi cerca di raccontare. Quindi in questo senso anche, come dire, un lavoro che rimarrà, e questo può essere importante anche per una congregazione religiosa, comunque far conoscere anche un'attività che può essere anche replicata, perché per esempio un campo estivo di questo tipo, ma non se ne sente parlare molto, però può essere ripetuto anche in altri contesti, con altre missioni. Io personalmente spero di sì, perché ho visto nei giovani che hanno partecipato, al di là della fatica normale in un contesto del genere, ma la gioia di tornare a casa comunque arricchiti. Anche da parte mia la gioia di aver vissuto un'esperienza così con loro in modo un po' diverso dalle altre volte. Bene, allora visto che hai citato la telecamera e quindi questa opportunità di riprendere il campo estivo, abbiamo realizzato, come dicevamo all'inizio, un breve reportage, quindi andiamo a vedere immagini e interviste con il racconto di questa esperienza dalla viva voce dei padri missionari che l'hanno seguita e dei ragazzi che l'hanno poi alla fine compiuta. Grazie Giovanni per questo lavoro e buona visione. Noi ci ritroviamo con Emissione Mondo mercoledì prossimo, arrivederci. Spendere 2 settimane del proprio tempo in un'esperienza formativa in Costa d'Avorio è quello che hanno deciso di fare quest'estate 18 giovani provenienti dall'Europa e dall'Africa. È il filo conduttore del nostro reportage, un intreccio di lavoro, fede e condivisione che ha unito questi ragazzi attraverso chilometri di terra rossa. Il progetto Katiolà nasce dall'idea di alcuni giovani che, dopo aver partecipato alla GMG del 2016 a Cracovia, hanno risposto all'appello del Papa di alzarsi dal proprio divano, di non rimanere fermi e di darsi da fare per fare della loro vita qualcosa di bello. Katiolà è un villaggio a 400 km da Abidjan. Qui si sono incontrati 4 italiani, 6 francesi e 8 ivoriani, con l'obiettivo di ricostruire l'infermeria del collegio Saint-Jean-Marie Vianney, gestito dai padri Bettarramiti, ma anche mettersi in gioco condividendo le proprie vite. Questo progetto si è focalizzato su 3 parole: vivere insieme la propria fede, condividere la propria fede, agire per creare della solidarietà intorno a loro e intorno al campo a Katiolà, e osare per andare al di là dei propri pregiudizi e schemi mentali, per incontrare nuove culture e per non fermarsi a parlare tra di loro, ma per aprirsi sempre di più a un'idea di missione. I ragazzi hanno fatto così qualcosa di concreto per gli altri, entrando in contatto con i loro coetanei ivoriani e con le comunità bettarramite che in Costa d'Avorio svolgono la loro missione. Non soltanto lavoro per la ricostruzione dell'infermeria, quindi. Per i 18 giovani l'esperienza estiva a Katiolà ha significato anche conoscere il paese e i suoi missionari. Oggi partiamo dunque dalla prima parola del campo: incontro. Incroyable. Ah, tu as bien prononcé.
Il primo incontro è quello con i betarramiti. I religiosi sono arrivati in Costa d'Avorio nel 1959, alla fine degli anni '80 la prima crisi legata al calo delle vocazioni. I padri decidono di proporre lo stile del fondatore, Saint-Michel Garicoiz, ai giovani ivoriani e alle soglie del 2000 i primi 2 africani emettono i voti perpetui nella congregazione. La famiglia religiosa resiste ai colpi di Stato del 1999 e del 2002 e alle conseguenti crisi politiche e sociali. In 60 anni la missione non è mai cambiata: portare Gesù agli ivoriani, essere vicini alla gente e partecipare alla loro vita. Tutte ces communautés sont pauvres, mais très attachées à l'évangile. Tutte le comunità sono povere, ma molto attaccate al Vangelo. Non hanno molto, ma la loro gioia, semplicità, accoglienza, ospitalità e desiderio di Dio ci affascinano ogni giorno e siamo felici di andare loro incontro. Une des choses formidables que nous avons fait, c'est l'Eucharistie pratiquement tous les dimanches. Uno degli eventi più formidabili è poter celebrare ogni domenica l'Eucaristia in tutte le comunità e questo le rende più dinamiche. Si sviluppano infatti comunità ecclesiali di base, nascono le corali, i movimenti di giovani e di bambini, i gruppi mariani e parecchie altre associazioni cattoliche. Que bon, mais la communauté s'agrandit, il y a une ferveur. Le comunità crescono, c'è fervore e si diffonde gioia. Quest'anno abbiamo avuto 120 battesimi, altrettante prime comunioni, una trentina di matrimoni. Sono numeri che ci colmano di gioia, tutti sono consapevoli dell'urgenza di tornare al Signore con maggiore fedeltà e impegno. Oggi i betarramiti sono ben inseriti. Ad Adia Podumè, alle porte di Abidjan, gestiscono la parrocchia Saint Bernard e dal 2000 la fattoria San Fetò adiacente alla comunità. A Yamoussoukro guidano la parrocchia Saint Felix in ambiente universitario. La comunità più a nord, infine, è quella di Dabakala. Qui i padri seguono la parrocchia di Nostra Signora dei Poveri e il collegio di Katiolà. Il lavoro non manca e gli sforzi economici non sono indifferenti. Pour nous, Ivoiriens, ce n'est pas facile. Per noi ivoriani non è semplice, riusciamo infatti a coprire le spese solo con l'aiuto della regione betarramita, ma sono necessarie anche le offerte dei benefattori. Se oggi abbiamo tanti religiosi è grazie ai doni di tanti fedeli d'Europa e soprattutto dei confratelli francesi. Eccoci così tornati a Katiolà, dove c'è l'infermeria del collegio Saint-Jean-Marie Vianney, una struttura abbandonata da quasi 20 anni. L'anno scorso il vescovo di Katiolà ha chiesto ai betarramiti di riaprirla e quando alla porta dei padri hanno bussato quei 18 giovani desiderosi di alzarsi dal divano e fare del bene, il progetto è diventato realtà. L'invito dei padri betarramiti a venire in Costa d'Avorio per rimettere in sesto l'infermeria del collegio ha subito entusiasmato i ragazzi. La preparazione ha visto i giovani coinvolti in numerosi incontri per progettare l'esperienza, per coltivarla nel cuore e per raccogliere fondi da destinare al progetto. Dopo un anno, lo scorso agosto, è finalmente giunto il momento di fare gruppo e partire. C'è chi si è imbarcato da Roma a Fiumicino, chi a Milano Malpensa, un bel gruppo si è messo in viaggio da Tolosa. Il campo di Katiolà ha così decollato, suscitando trepidazione e speranza. Possiamo suddividere questa esperienza in 2 fasi. La prima fase, subito dopo l'arrivo in Costa d'Avorio, i giovani hanno potuto conoscere i padri e i fratelli religiosi che li hanno accolti e li hanno accompagnati. Hanno potuto conoscere i luoghi, le missioni. La seconda fase, invece, quella principale, possiamo dire, è iniziata con l'arrivo a Katiolà. I 18 giovani coinvolti si sono messi all'opera per ripristinare l'infermeria del collegio. Non soltanto, si sono impegnati a riordinare la biblioteca, sistemare la cappella, liberare i campi da gioco da piante e erbacce, pulire i canali di scolo dell'acqua piovana, rinnovare il refettorio. Preciso il programma quotidiano, segnato al mattino su di una lavagna. Nonostante la stanchezza si facesse sentire, hanno continuato nel loro lavoro. Sono stati suddivisi in diverse equipe, in diverse squadre, composte da persone di nazionalità diversa, con lingua diversa. Questa per una maggiore conoscenza
e per condividere una progettualità con idee differenti. Messi a contatto gli uni con gli altri, i ragazzi hanno dovuto fare lo sforzo di uscire da se stessi, dimenticare le proprie posizioni e unirsi per costruire qualcosa di bello. Un lavoro di squadra, non di una singola persona. Nous avons pu partager beaucoup de choses ensemble. Notre foi, notre amour. Abbiamo davvero condiviso molto insieme, la nostra fede, il nostro amore verso il prossimo e abbiamo imparato a conoscere meglio noi stessi e gli altri. Apprendre a se débrouiller avec l'essentiel, a avoir toujours le choix. Ho imparato a sbrogliarmela con l'essenziale, ho fatto incontri molto importanti con persone diverse ed è stata una maniera per aprirmi. Ecco, apertura è proprio la parola che per me riassume meglio questa esperienza. A Katiolà mi sono arricchito delle diverse visioni del mondo e sono cresciuto in fede e umanità. Anche il lavoro manuale mi ha insegnato a fare cose che prima non conoscevo. Così, da una parte l'incontro con l'altro, che è lo straniero da accogliere, il continente da scoprire, l'Africa, le comunità betarramite, ma anche il lavoro a Katiolà, che ha trasformato i ragazzi in imbianchini, giardinieri, elettricisti e idraulici. J'ai travaillé au déplacement des briques. Nel campo cantiere di Katiolà ho lavorato al trasporto di mattoni per il nuovo dormitorio delle ragazze che deve essere realizzato e al trasporto di legno per gli spazi verdi del collegio. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. Ho fatto molti incontri belli, in primo luogo con i giovani ivoriani che non avevo ancora conosciuto, ma anche con gli italiani. Oltre alle differenze culturali abbiamo visto ciò che ci unisce, ovvero la nostra fede e la voglia di cambiare le cose. Forse tutto questo, unito al dinamismo di questi giorni, ci aiuterà a mettere in opera qualcosa di più concreto in Francia. Avant de partir, je voulais venir ici. Prima di partire volevo venire in Africa soprattutto per vivere la fede in modo diverso, come ha detto il Papa, alzandomi dal divano e cercando di mettere in pratica il cristianesimo, ma anche per tentare di conoscere una cultura diversa come quella africana e infine per spogliarmi, allontanarmi dalla nostra società dei consumi e iperconnessa, così da concentrarmi sull'essenziale. Se recentrer sur l'essentiel. Un aspetto molto bello ha coinvolto invece Nelly. La ragazza ha origini ivoriane ma da qualche anno vive in Francia per completare gli studi. Il campo di Katiolà ha rappresentato qualcosa di straordinario per lei, un modo per mettere a disposizione della propria patria e della gente che vive nella sua stessa terra il cammino di crescita compiuto in Europa. L'istruzione è la base di ogni società e di ogni sviluppo. Anche se abbiamo svolto solo piccoli lavori per l'edificio e trasportato pochi mattoni, in realtà abbiamo fatto molto perché abbiamo partecipato allo sviluppo e alla scolarizzazione di molti giovani che sono il futuro dell'Africa. De jeunes enfants qui sont le futur de l'Afrique. L'infermeria di Katiolà è a pochi metri dal collegio Saint-Jean-Marie Vianney. I due edifici sono uniti però dalla stessa storia. I giovani, impegnati nella ricostruzione, hanno quindi fatto un altro importante incontro, quello con il passato, quella corda sì consumata, ma percorsa da tante tappe di bene. L'histoire de ce collège a débuté. La storia del collegio inizia nel 1936. Era il piccolo seminario Saint-Jean che accoglieva tutti i seminaristi della Costa d'Avorio. La struttura è stata chiusa 10 anni dopo, nel 1947. I seminaristi più anziani sono stati trasferiti ad Abidjan e i più giovani alla scuola clericale. Il seminario riapre le porte nel 1959 grazie alla presenza di nuovi seminaristi. In futuro un giovane prete formatosi a Katiolà negli anni 60 diventerà vescovo. I padri betarramiti, già presenti in Costa d'Avorio, arriveranno a Katiolà 6 anni dopo, nel 1965, all'inizio con padre Begnat Ségur, poi con il padre Gabriel Verlet, direttore della comunità.
Il collegio rimane aperto sino al 1982. L'ultimo superiore di questo ciclo è padre Begnato Yenar, che si trasferirà nell'est della diocesi di Dabakala per seguire la nascita di una nuova parrocchia. La collaborazione tra la diocesi di Katiolà e i religiosi è stata possibile grazie alla fiducia totale nei padri del Sacro Cuore di Gesù di Betarram. Con il via libera della congregazione e in seguito agli incontri del Consiglio Episcopale è stato riaperto il Collegio Cattolico, non più come seminario, ma come struttura mista aperta a ragazzi e ragazze. Tuttavia nel 1999 il collegio chiude nuovamente i battenti. Mancano ancora una volta i seminaristi, ma ci sono anche pochi studenti e nessun professore. Un nodo significativo alla corda del passato viene fatto dal nuovo vescovo di Katiolà, eletto nel 2004. Monsignor Ignace Bessy intende riaprire il collegio con l'annessa infermeria e i padri betarramiti tornano a prendersene cura. L'idea scaturisce nel 2012, ma ci vorranno altri 5 anni affinché prenda il via. I rappresentanti della congregazione episcopale del paese con il superiore, Jean-Luc Morin, stipulano l'accordo con i betarramiti e il vescovo. I primi alunni arrivano nel settembre del 2017. Siamo orgogliosi che i padri possano insegnare a questi giovani la disciplina, anche religiosa, per cercare di costruire una buona società per il domani. Grazie alla diocesi, questa fiducia che ha posto in noi, grazie alla congregazione, grazie a tutta l'equipe con cui lavoriamo per questi bambini e per il futuro dei giovani ivoriani, grazie a Dio che permette tutto questo. Mi rallegro per il campo cantiere organizzato da un'idea del superiore regionale Jean-Luc Morin. Mi rallegro per questo campo e per l'arrivo dei nostri fratelli italiani, francesi e ivoriani. Questi loro lavori pratici e il loro entusiasmo hanno donato un nuovo volto a questo collegio dopo l'abbandono di quasi 18 anni fa. Oggi, in questo secondo anno di attività del collegio, gli studenti sono 130 e all'inizio del nuovo anno scolastico hanno trovato ambienti curati, campi puliti, l'infermeria ristrutturata. Merito dei giovani italiani, francesi e ivoriani giunti a formare l'ultimo nodo nella corda della storia. Questa esperienza sarà molto importante per la mia vita. È la prima volta che partecipo a una scuola cantiere organizzata con la parrocchia. È stata pensata per aiutare i giovani come me, è un grande insegnamento. Lo potrò raccontare e spiegare ai ragazzi che non hanno potuto partecipare. La presenza di 18 ragazzi è stato come un arcobaleno per i padri, segno di ripartenza, segno di speranza e per i giovani coinvolti segno di un cammino verso pensieri più maturi e un modo di vivere da adulti. Porto a casa la convinzione che con piccole cose si possono ottenere grandi risultati. Infatti, con i lavoretti abbiamo permesso ai bambini che studieranno qui di vivere un po' meglio e di ricevere un'educazione migliore. Non eravamo soli, ma un gruppo di nazionalità diverse, una solidarietà europea con i nostri fratelli africani. Poi c'è la semplicità. Qui non c'è tutto il materiale necessario, si tratta spesso di riparare ciò che non funziona più o di arrangiarsi, però si fa lo stesso il possibile per ottenere lo scopo principale, sia nella cultura, sia nella vita, sia nel lavoro.